Oneri milionari sono quelli sostenuti dalle società che gestiscono gli impianti di risalita sulle montagne del nord-est. In Veneto hanno addirittura chiesto lo stato di calamità naturale per mancanza di bianca coltre naturale. Legittima rimostranza anche se le istituzioni, a fronte di condizioni climatiche radicalmente cambiate, possono farci davvero poco. Chi si pone la questione è l'assessore al turismo della Regione Veneto Federico Caner, rilanciando la possibilità di sostenere il settore attraverso strumenti come il mantenimento e ripristino dei pascoli oppure bandi europei per l'efficientamento energetico a beneficio di investimenti strutturali come appunto nuovi cannoni sparaneve. Da ultima la possibilità di organizzare un tavolo con Enel e le multi-utilities del territorio per verificare l'eventualità di agevolazioni tariffarie sugli ingenti costi di energia e acqua da parte dei gestori di impianti sciistici. Ma la domanda cruciale che si pone Caner riguarda la revisione delle politiche di gestione del turismo, creando nuove sinergie e sfruttando una risorsa qual è la tassa di soggiorno per incentivare servizi con investimenti importanti. Argomento quest'ultimo portante nella revisione della legge quadro del Veneto, di cui è stata avviata la fase di verifica con gli operatori del settore per studiare le strategie utili a rilanciare la competitività di tutto il sistema regionale.